Processo Mose, la procura chiede 27 anni complessivi per gli imputati, tra questi 2 anni e 3 mesi per l'ex sindaco di Venezia Giorgio Orsoni, 2 anni per l'ex europarlamentare Lia Sartori e 6 anni per l'ex ministro Altero Matteoli. Maltempo in Veneto, quasi 300 interventi da ieri pomeriggio, dalla frana sul Fadalto agli allagamenti a Treviso. Una tromba d'aria ha scoperchiato un'azienda agricola, pensavamo di morire, dicono i titolari. Il lullatenente Gianni Zonin fa shopping in via Monte Napoleone, sui social si scatenano gli insulti peggiori, il commento del direttore Luigi Bacialli. Carabinieri e Guardia di Finanza di Bassano confiscano un vero e proprio tesoro a un 48enne rom pluripregiudicato, ufficialmente povero, aveva beni per quasi 1 milione di euro. L'attacco hacker globale di provenienza russa mette vittime anche in Veneto, nel mirino anche la soprintendenza ai beni culturali di Venezia. Un banale litigio nato per evitare che 2 cani si azzuffassero in un locale di Bussolengo è sfociato in un'aggressione con il coltello. 42enne italiano arrestato dai carabinieri per aver ferito un giovane albanese. Nessuno spacciatore finisce in galera, bisognerebbe liberalizzare le droghe leggere, i nostri sforzi sono inutili. Le parole del comandante della polizia locale di Jesolo su Facebook scatenano il dibattito. Telespettatori di Antena 3, buonasera, ben ritrovati, questa è l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali che si apre. Come avete sentito e visto dai titoli con la cronaca giudiziaria, udienza cruciale oggi per il processo Mose, l'udienza nella quale la procura ha fatto le richieste di condanna, chiede 27 anni complessivi per gli 8 imputati rimasti, tra questi 2 anni e 3 mesi per l'ex sindaco di Venezia Giorgio Orsoni, 2 anni per l'ex europarlamentare Lia Sartori e 6 anni per l'ex ministro e attuale senatore Altero Matteoli. Una requisitoria per ripercorrere le fasi dell'inchiesta del terremoto giudiziario che ha sconvolto il Veneto. Poi i PM Ancelotto e Buccini hanno calato la mannaia delle richieste di condanna. In tutto 27 anni di reclusione per gli 8 imputati rimasti dopo i patteggiamenti illustri. Udienza chiave della madre di tutti i recenti procedimenti, il processo Mose, a partire dalle accuse di corruzione. Richiesta di 6 anni di reclusione per l'ex ministro Altero Matteoli, 5 anni per l'imprenditore Erasmo V, 4 anni per l'ex magistrato alle acque Maria Giovanna Piva, 3 anni per l'imprenditore veneziano Nicola Falconi, 2 anni e 3 mesi per l'architetto dell'ex governatore Galan Danilo Turato e 2 anni e 4 mesi per l'avvocato romano Corrado Crialese. E poi l'accusa di finanziamento illecito dei partiti. Chiesta la condanna dell'ex sindaco di Venezia Giorgio Orsoni a 2 anni e 3 mesi di reclusione e al pagamento di 1 milione di multa e la condanna dell'ex europarlamentare azzurra Lia Sartori a 2 anni di reclusione. Il sistema è stato ricostruito nei dettagli e la ricostruzione ha tenuto, tanto che oltre ai patteggiamenti le imprese hanno pagato oltre 40 milioni di sanzioni fiscali, hanno ricordato i magistrati, che hanno pure difeso l'attendibilità degli accusatori per Giorgio Baita e Giovanni Mazzacurati, aggiungendo: l'istruttoria nella rituale dialettica per far emergere la verità processuale ha pienamente dimostrato la fondatezza delle ipotesi delittuose. Nelle prossime udienze parola alle parti civili e alla difesa. La sentenza è per la fine di settembre. Arrivano anche i primi commenti dei diretti interessati dopo le richieste della procura. Il primo a commentare è il senatore Altero Matteoli, che dice: sono dispiaciuto che il rappresentante della pubblica accusa nella sua requisitoria non abbia preso atto dei dati oggettivi emersi nel processo, limitandosi a richiamare le precedenti ipotesi investigative, come se nulla fosse accaduto durante il dibattimento. Nel ribadire che non ho mai commesso illeciti nella mia attività al servizio dello Stato, continua Matteoli, un'attività ispirata esclusivamente al perseguimento dell'interesse generale, attendo con rispetto e serenamente la decisione del Tribunale di Venezia, nella convinzione che la verità dei fatti possa imporsi con chiarezza e senza fraintendimenti. E adesso apriamo una pagina sul maltempo, il maltempo che è imperversato dal pomeriggio di ieri per tutta la notte, con qualche strascico anche nella mattinata di oggi su tutto il Veneto. Le aree più colpite, la Marca Trevigiana, il Padovano e il Veneziano. E proprio nella Marca Trevigiana, a Santabona, nel quartiere di Santabona, c'è chi si è trovato di fronte a una vera e propria tromba d'aria che ha scoperchiato la sua attività. Guardate. Io ero dentro il capannone e mi sono visto la morte.
Non capivo cosa stesse succedendo, ho detto una grandine, forse sarà la grandine, ha bucato la grandine grossa, ha bucato il tetto, e invece dopo ho guardato fuori dalla finestra, ho visto volare via il mio capannone e allora ho capito una tromba d'aria. Sono le parole di Gianni Visentin, che ieri si è trovato nel bel mezzo di una tromba d'aria che ha devastato il terreno, distrutto il capannone, spezzato le recinzioni, piegato i pali come fossero burro. Vede, quello è il lamiere, quello è il portone del capannone l'ha tolto e l'ha tutto attorcigliato, una parte del lamiere sono lì per terra, un'altra parte del lamiere l'ha portata a 200 metri di là a casa loro. Di là a casa loro ha portato una parte del lamiere del capannone. Qua, passando sopra qua, ha scoperchiato il nostro capannone, qua di mio fratello, il capannone mio e il capannone di mio cugino dietro. Tutta la struttura di copertura l'ha portata a casa mia, quella a casa mia l'ha portata da mio cugino e quella di mio cugino l'ha portata in mezzo ai campi. Una furia devastante che in pochi minuti ha seminato il terrore. Non sapevo dove nascondermi, dice l'uomo, poi il pensiero ai figli e alla moglie che lavoravano nei capannoni accanto. Il tetto è volato via, ma ho chiamato subito Daniele, è venuto fuori e ho detto almeno stiamo bene, insomma, ecco. Tantissima paura, una cosa terribile. Tanta paura e spero una cosa del genere non si ripeta più. Tanto violenta la tromba d'aria da far letteralmente volare un mezzo agricolo di 35 quintali ad oltre 40 metri in mezzo al mais. La paura negli occhi dei figli Mattia e Daniele. Scigavo, fa un deficiente, basta, ti prego, basta, facevo così, ma continuava, tutto che si alzava, vedevi partire tutto. Ha cominciato a tremare tutto e c'era mio fratello in mezzo al piazzale col furgone, allora stavo per uscire, ma come è cominciato a venire giù il soffitto del capannone, mi sono girato, ho visto mia papà, l'ho preso, l'ho buttato dentro sulla stanza che ha un solaio, quindi è più sicura, e in frazioni di secondi è successo tutto il disastro. Sul posto si è precipitata la protezione civile e poi i vigili del fuoco per mettere in sicurezza la zona. Fra l'altro un cavo dell'alta tensione era caduto in mezzo alla strada mettendo a rischio le auto di passaggio. Una notte di terrore, ma la mattina seguente la disperazione di fronte a quel disastro. Ha distrutto proprio tutto, tirato via tutto da buttare, tutto da cambiare, la copertura è tutta da cambiare. Il peggio è la copertura e i balloni, che sono da buttare 500 balloni proprio andati così. Oggi loro sono tutti insieme uniti per ricominciare. Intanto l'amministrazione comunale ha deciso di chiedere lo stato di calamità naturale. Maltempo che, come dicevamo, ha colpito anche il veneziano. Se la famiglia Visentin ha avuto a che fare con una tromba d'aria, c'è chi ha avuto a che fare con un fulmine. Il fulmine ha colpito l'antenna ed è entrato, ha totalmente rotto sia il soffitto che la parete, ai quali è stata come una bomba veramente terribile. Una bomba è una cosa mai successa. Pochi secondi e la famiglia Franceschin si è ritrovata con il piano superiore della loro abitazione in via Fratelli Cervi a Campolongo Maggiore completamente distrutta, dopo che un fulmine ha colpito l'antenna. Mercoledì pomeriggio, quando il maltempo si è abbattuto anche sul veneziano. All'indomani, mentre guardano i danni e ripuliscono, gli abitanti della casa sono ancora increduli, ma si sentono anche graziati. Si nota ha continuato la crepa dei montanti, dei solai, adesso vediamo di riuscire a svuotare e ripristinare il meglio possibile. Insomma, abbiamo avuto danni alle porte, ai vetri delle finestre, impianti elettrici e quant'altro. La paura è stata veramente terribile, perché sono petrificati veramente tutti, perché sembrava che la casa, insomma, andasse a sfascello, crollasse veramente. Gli impianti elettrici sono andati completamente in tilt, gli elettricisti sono al lavoro, ma nonostante tutto il signor Franceschin, che ha comunque assicurato, è felice che la sua famiglia stia bene. Questo conta, commenta fuori microfono, ma il maltempo ha colpito anche altre zone. È stato colpito anche mio nipote qui vicino, in cui insomma gli è partito il condizionatore, gli è partito insomma diverse centraline all'interno anche lei di lui dell'abitazione. E poi tra gli altri disagi la frana che è crollata sulla statale Alemagna. Di qua non può passare perché è chiuso. Io non posso qua passare nessuno di qua perché è chiuso.
2 frane e il blocco con il Fadalto isolato. L'immagine simbolo dell'ultima ondata di maltempo nella Marca e nel Veneto sta nella terra, crollata sulla statale 51 Alemagna, in 2 punti. Ore di lavoro per Vigili del Fuoco e ANAS, con la chiusura non solo della strada nei 2 sensi, ma anche a scopo precauzionale della tratta ferroviaria Vittorio Veneto-Calalzo. In queste ore si provvede alla stabilizzazione dei corpi franati e successivamente alla rimozione di tutti i detriti presenti sulla sede stradale per consentire il ripristino della circolazione e anche la riapertura dei binari bloccati dalle 15 di ieri. Disagi pesanti per il traffico e anche per chi vive in zona e qualche momento di comprensibile tensione. Noi che siamo da Basso Fadalto, c'è un cartello che dice da Fadalto a Basso Fadalto? Andare fuori dalla parte opposta. Dove c'è? Da Basso Fadalto, dove dall'altra parte. Dove c'è il cartello? Dove c'è? Deve parlare con il comune, perché non è strada nostra, è strada comunale. La montagna si è piegata sotto l'incessante battere del nubifragio, ma la frana del Fadalto è stata solo la punta dell'iceberg di interventi per la nottata di superlavoro conclusa all'alba. Dei quasi 300 interventi in tutto il Veneto, un centinaio riguarda la Marca, con 60 vigili del fuoco e 14 mezzi in azione da Vittorio Veneto a Castelfranco, da Montebelluna a Treviso fino a Conegliano, Oderzo, Miane e Ponte della Priula. A Miane in particolare un'altra frana causata da un troppo legname formatosi sul letto di un ruscello lo ha fatto esondare e il corso d'acqua ha portato a valle massi e detriti. A Ponte della Priula un'altra tromba d'aria ha provocato diversi danni alle abitazioni e alla circolazione, con tetti devastati e alberi in strada. Lasciamo adesso il maltempo, apriamo un'altra pagina, quella che riguarda le banche, partendo però da quelle immagini, da quelle foto che hanno fatto discutere da ieri sui social, le foto di Gianni Zonin, l'ex presidente di Banca Popolare di Vicenza, mentre fa shopping a Milano nella via del Lusso, via Monte Napoleone. È bufera dopo gli scatti rubati di un Gianni Zonin serenamente impegnato nello shopping milanese con la moglie, niente meno che in via Monte Napoleone, la strada delle boutique più costose d'Italia. Il nullatenente, ex padre padrone di quella Banca Popolare di Vicenza, i cui risparmiatori sono al collasso per il crollo delle azioni, il rischio crack. Più di qualcuno in questi anni di sofferenza, visto il conto in rosso, ha scelto di togliersi la vita. Zonin invece si sarebbe tolto qualche sfizio, secondo le accuse e i tanti insulti circolati sul web, una volta pubblicati gli scatti rubati dell'ex numero 1 di BPV. Zonin che fa shopping in via Monte Napoleone, la foto di un paese in cui la magistratura non fa il suo lavoro, commenta il leader di Scelta Civica ed ex viceministro Zanetti. Tanto vale, dice, chiudere il tribunale di Vicenza. E su questa vicenda sentiamo allora il commento editoriale del nostro direttore Luigi Bacialli. Hanno suscitato una comprensibile indignazione le immagini di Gianni Zonin ripreso a Milano mentre fa shopping con la moglie in via Monte Napoleone, ma non è tanto lo shopping a scandalizzare, in fondo è la impunità di cui egli gode che in qualche modo ostenta. Da quel giorno, dal giorno in cui è stato fotografato a Milano, è ufficialmente un intoccabile. Ricordo che Vincenzo Consoli, l'ex direttore generale di Veneto Banca, è stato, se non altro, mandato a processo. Di Zonin non si ha notizie di provvedimenti restrittivi di alcun genere, salvo una indagine per aggiotaggio e ostacolo della vigilanza. Eppure quest'uomo è responsabile di una catastrofe che qualcuno ha paragonato addirittura a quella causata dal finanziere americano Bernard Madoff, che peraltro era stato subito messo alla sbarra e poi arrestato e hanno buttato via la chiave. Come mai Zonin è un intoccabile? Come mai nessuno ne parla? Come mai nessuno lo cita? Avete mai sentito citare in Parlamento, durante le riunioni del governo o nei discorsi del Presidente della Repubblica il nome di Gianni Zonin? Cosa c'è dietro Zonin? Perché non si procede con un'inchiesta giudiziaria adeguata? Perché la Procura di Vicenza non si esprime e non va avanti? Beh, noi siamo abituati da anni in Italia ai banchieri di Dio. Vi ricordate Marcinkus, il presidente dello IOR, l'Istituto di Opere Religiose, che era un po' la banca del Vaticano, invischiato con l'affare del Banco Ambrosiano che portò al presunto suicidio di Roberto Calvi, che in realtà, come sapete, fu impiccato sotto il ponte dei Blackfriars a Londra. Sembrava, si è detto, che stesse incominciando a parlare ed era per questo che era stato
fermato, si parlò di mafia, di massoneria, perché l'ambiente dei poteri occulti, al di là della realtà romanzesca, è effettivamente questo. E vi ricordate Michele Sindona che beve un caffè in carcere e morì stecchito? Anche lì lo si volle fermare. Cosa avrebbe potuto raccontare Sindona? Chi aveva aiutato? Quali politici avevano fatto ricorso alla sua banca? Che esponenti della malavita organizzata, magari collegati alla politica, avevano in qualche modo cercato il suo sostegno? È uno scenario, quello che sta dietro questo crack delle banche popolari venete, molto simili. E l'impressione è che Zonin sia un intoccabile perché ha intessuto rapporti con tutti i leader, con il Vaticano, conosce benissimo ovviamente i vertici del clero vicentino e pare abbia addirittura avuto rapporti con capi dello Stato con cui avrebbe avuto ottime relazioni. Quindi un uomo potentissimo, ma di fronte ai potenti e di fronte a quello che hanno combinato, almeno la magistratura dovrebbe andare avanti. Zonin ha rovinato 210.000 famiglie insieme ai suoi compari di Veneto Banca. È indecente che possa girare liberamente in questo paese e in questo territorio. E la rabbia degli azionisti tornerà in piazza domani a Vicenza. L'appuntamento è alle 20 in Piazza dei Signori a Vicenza, raduno già alle 19:30. Ci saranno moltissimi cittadini e ci saranno istituzioni, non sappiamo ancora quante perché ci stanno dando conferme in queste ore. Arriveranno da ogni angolo del paese, 4 i pullman già sicuri che partiranno dal Trevigiano, sono correntisti e azionisti di Veneto Banca, un pullman da Milano, un pulmino da Bergamo, Brescia e molti altri si stanno aggiungendo in queste ore, per non contare quelli che a Vicenza ci arriveranno con mezzi propri. Una fiaccolata che si snoderà per le vie del centro berico, Piazza dei Signori, Contra Santa Barbara, Corso Palladio, Contrariale, Corso Fogazzaro e ritorno su Piazza dei Signori, dove si darà spazio alle voci, quelle delle associazioni, delle autorità, ma soprattutto ad economisti per spiegare e far capire cosa significa l'ingresso di Banca Intesa, mentre per le associazioni è già chiaro l'effetto che fa il decreto del governo sulle tante cause di risarcimento che ormai stanno arrivando a sentenza. Questo colpo di spugna congela tutti i processi e impedisce di poter far ancora causa alla banca e vederci risarciti. Questo è un atto gravissimo. Ai tanti azionisti che non hanno transato, non è stato offerto di transare, come ha ammesso lo stesso ex presidente Gianni Mion, non resta che un'unica difficile strada. Ci resta solo l'insinuazione al fallimento di una banca che di fatto ha l'attivo donato ad €1 a Banca Intesa, quando c'erano 4 fondi privati disposti a mettere 1,6 miliardi e nessuno ha ancora capito perché questa offerta non sia stata presa in considerazione. A questo punto, dicono, non resta che una sola via, anche perché bisogna scendere in piazza, perché con questo colpo di spugna, con questa pugnalata che ci hanno dato alle spalle, domani un altro decreto può congelarci i conti correnti. Intanto proprio nel cuore di Vicenza, nel cuore della Banca Popolare di Vicenza, i giudizi sull'operazione Intesa sono molto chiari. La compravo anch'io se era per €1 una banca, cioè non è... Quindi una svendita? No, è un regalo. I miei amici pensionati ci hanno rimesso una cifra, hanno messo i soldi apposta, pari per i nipoti, e non mi sembra la maniera corretta di trattare queste persone qua. E quindi è stata una svendita questa qua di Banca Intesa? Sì, penso proprio di sì. Un bel regalo, bel regalo. Tutti i crediti buoni che ci sono in Veneto, che è un territorio buono, che se ne dica, stati donati con la garanzia di 3 anni, non so se avete visto. Bel affare. Un affare che ha un costo e chi lo pagherà? Anche su questo le idee sono chiare. Chiaramente la paghiamo io come, noi la paghiamo, no io. E la paghiamo come da poveri pensionati, chiaramente comunque. Questa manovra a ogni italiano costa €500. Per me è una svendita ed è un costo per tutti i cittadini, questa è la cosa più grave. Qualche voce fuori dal coro non manca, anche se... Per me è un salvataggio. Perché? Per i vicentini stessi che hanno soldi impegnati dentro nella banca, per tutti i negozi, artigiani, i piccoli diciamo. Per me è una banca, dire il vero, è la mia banca, dico era.
Lei è andato via? Sto andando via. Il salvataggio so perché? Perché ha salvato un po' di gente, perché forse qualcosa riescono a prendere. Comunque la Zonin è in via Monte Napoleone che fa shopping, quella è una brava persona, ma che brava persona che è? E poi c'è anche chi preferisce non parlare, ma... Una bellissima domanda a cui non so proprio rispondere, assolutamente. O non vuole rispondere? Non voglio. Il conto in banca... Un piccolissimo conto. Maledetta quella volta. Maledetta quella volta. Su Banca Popolare di Vicenza... Meno male che c'è anche chi la prende con ironia. Adesso invece la questione profughi. A Bagnoli il sindaco in guerra contro l'obbligo decretato dal governo di rilasciare le carte d'identità ai migranti. Appena saputo che in Veneto potrebbero arrivare altri 500 migranti, un'ottantina dei quali nel Padovano, il sindaco di Bagnoli ha pensato subito al centro di accoglienza del suo territorio come destinazione finale. Immediato il contatto con la prefettura, questi migranti non verranno trasferiti a Bagnoli. Su questo devo smentire proprio da notizie fresche dall'ente prefettizio, non sono destinati a Bagnoli, ma questo non cambia il fatto che il centro migranti di Bagnoli deve essere chiuso il prima possibile. Un'altra grana, anche peggiore, si profila però all'orizzonte per il comune. Al sindaco infatti viene chiesto dal Ministero dell'Interno di rilasciare la carta d'identità e quindi la residenza agli ospiti della base. Ciò significa 750 documenti a fronte dei soli 250 all'anno rilasciati dall'ufficio anagrafe di Bagnoli a 3.600 abitanti del comune. Il sindaco non ci sta. Non si riesce a capire perché io sindaco, vigile, assessori o consiglieri non possono entrare a avere libero accesso nella base e dobbiamo concedere una carta d'identità e non possiamo andare a vedere se effettivamente sono presenti. Questo mi dispiace, ma è un provvedimento che noi cerchiamo di respingere. Un'incombenza che costringerebbe poi, afferma il sindaco, a inseguire i migranti in giro per l'Italia per comunicazioni e notifiche, il tutto con un solo impiegato e con un centro che è off limits per sindaco, assessori e consiglieri. Il Comune di Bagnoli non ha voluto questo centro, lo sta si sta opponendo in tutte le maniere. Questo centro è una ingerenza statale, provvede allo Stato, ma non certo il Comune di Bagnoli con un dipendente in ufficio anagrafe a provvedere a questa incombenza, non ce la faremo mai. La cronaca è un banale litigio nato per evitare che due cani si azzuffassero in un locale di Bussolengo, siamo nel Veronese, sfociato in un'aggressione con il coltello da parte di un 42enne italiano in stato di alterazione, poi arrestato dai carabinieri di Verona, che ha ferito con un fendente all'addome un 20enne albanese. Il giovane stava cercando di sedare gli animi tra il 42enne, che aveva con sé un cagnolino non al guinzaglio, e un amico, proprietario di un cane di grossa taglia, che aveva invitato l'altro a legare il piccolo quattro zampe per evitare che i due cani entrassero in contatto. C'è stata dunque la rissa, l'accoltellamento. L'uomo, l'aggressore, è stato, come detto, arrestato dai carabinieri e portato nel carcere veronese di Montorio, mentre il ferito, il 20enne albanese, è stato portato all'ospedale di Bussolengo e fortunatamente non è in pericolo di vita. Ufficialmente senza lavoro, ufficialmente povero, indigente, in realtà aveva un patrimonio da quasi 1 milione di euro che adesso è stato confiscato dai carabinieri di Bassano, della Guardia di Finanza di Bassano. Parliamo di un 48enne rom. Un patrimonio del valore di oltre 600.000 euro in immobili dislocati tra le province di Como, Varese e Bergamo, oltre a gioielli preziosi e disponibilità finanziarie. È la confisca eseguita questa mattina dalle compagnie Carabinieri e Guardia di Finanza di Bassano a carico di Toni Udorovic, 48 anni, di origini rom, domiciliato in provincia di Como. Alle spalle l'uomo ha numerosissimi precedenti penali, reati soprattutto contro il patrimonio, furti, rapine, porto d'armi e di attrezzi atti allo scasso, tentata spendita di denaro falso o truffa, che nella maggior parte dei casi sono già stati tramutati in condanne definitive. L'uomo è finito sotto la lente dei militari che durante le indagini relativi alla sua attività criminosa hanno riscontrato una netta sproporzione tra i bassissimi redditi dichiarati e il tenore di vita della famiglia Udorovic. Oggi dunque la confisca di 8 unità immobiliari, 4 appartamenti, un villino e 3 autorimesse, preziosi e denaro a completamento di un sequestro di beni iniziato già nel novembre del 2016. Ed ora i dati di inestimabile valore sul patrimonio artistico veneziano che hanno rischiato di essere distrutti da un attacco hacker.
Virus informatici sempre più pericolosi per aziende e enti pubblici, anche nel nostro territorio. Colpiti nelle scorse settimane gli uffici della Soprintendenza alle Belle Arti per il Comune di Venezia. A rivelarlo la soprintendente Manuela Carpani. Il virus di probabile provenienza russa ha colpito i server dell'ente bloccandone i database per diversi giorni, criptando e rendendo quindi inaccessibili informazioni cruciali come i vincoli degli immobili veneziani. Su tutti gli schermi è comparsa la richiesta di un riscatto in denaro per sbloccare i dati. In seguito all'accaduto, la soprintendenza ha attivato un protocollo d'intesa con la Polizia Postale per aumentare il suo livello di sicurezza informatica. Venezia è un patrimonio universale, ha ricordato il questore Vito Danilo Gagliardi, ed è perciò necessario prevenire la possibilità di vedere distrutti dati di importanza mondiale. La notizia nei giorni di uno dei più imponenti attacchi informatici che abbia mai colpito l'Europa, mettendo in ginocchio anche alcune grandi aziende del Veneto. A livello comunitario l'Italia è il paese più colpito dopo l'Ucraina, da cui in queste ore è arrivato l'allarme del ministro degli esteri Pavlo Klimkin. La Russia cercherà di manipolare le elezioni politiche italiane attraverso attacchi hacker mirati. Adesso un altro argomento, parliamo di droghe leggere e un comandante della polizia locale, quello di Jesolo, che dice che bisognerebbe legalizzarle, e lo fa in un post su Facebook che scatena ovviamente il dibattito. Gli spacciatori non vanno mai dentro e se la cavano quasi sempre. Scrive così il comandante social Claudio Vanin, apprezzato numero 1 della polizia locale di Jesolo. L'uomo che dall'alto dei suoi 5.000 amici su Facebook informa in tempo reale sui fatti e le operazioni di polizia nella località turistica. Usa il suo profilo personale per dire che a questo punto sarebbe meglio liberalizzare le droghe leggere, cosa che taglierebbe di netto la rete di spaccio di piccolo calibro. Centinaia di commenti in poche ore, sintomo che la provocazione proposta lanciata da un uomo in divisa ha colto nel segno. Vero è che stupisce ancora di più proprio perché viene da un uomo di legge. Liberalizzare le droghe leggere, dice ancora, così eviteremo tanti sforzi. Siamo in chiusura, giusto il tempo per ricordarvi la programmazione. Parleremo di maltempo come abbiamo fatto ampiamente nella nostra edizione, stasera a 20:10, maltempo e i danni. E quindi ospiti di Marta Marangona a 20:10 sono Fabio Curto, vicepresidente di Confagricoltura Treviso, e Giuseppe Romano, presidente del Consorzio di Bonifica Piave. Ed è tutto per questa edizione, vi lascio allora alle previsioni del tempo. Grazie per aver visto e arrivederci. Locanda al glorioso Piave, cucina raffinata e prelibata a base di pesce e carne, ideale anche per banchetti e matrimoni. Il ciclone Circe allenta la sua morsa, qualche disturbo ancora sulle Alpi, sulle pianure in genere prevale invece il bel tempo. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto prevarrà un ampio soleggiamento, una maggiore instabilità invece interesserà i rilievi alpini tra il Bellunese e il nord vicentino con locali rovesci e temporali. Diamo uno sguardo alle temperature, le massime saranno previste tra i 22 e i 29 gradi circa, minime sui 14-18 gradi. Che tempo farà invece sul Friuli Venezia Giulia? Più nubi con rovesci e temporali sui settori alpini e localmente anche su quelli prealpini. Prevale il tempo asciutto e soleggiato altrove. Vediamo anche in questo caso le temperature, le massime risultano essere in calo, attese intorno ai 24-27 gradi, minime sui 16-19 gradi circa. Andiamo ora a vedere che tempo farà sul Trentino Alto Adige, tempo ancora diffusamente instabile, qui più nubi con rovesci e temporali sul Trentino, fenomeni più occasionali e alternati anche a schiarite sull'Alto Adige. Temperature massime intorno ai 25-27 gradi, minime sui 17 gradi circa. Il mare sarà generalmente mosso, i venti moderati e meridionali. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci. Locanda al glorioso Piave, cucina raffinata e prelibata a base di pesce e carne, ideale anche per banchetti e matrimoni.